e benvenuti all'Atletico 2000 per la 10ª giornata del campionato di Serie A2 di calcio 8 tra Kickoff e The Wall. In avanti il Kickoff, cross dalla destra, palla in mezzo, manca la porta Ciametti. Il Kickoff in avanti con Borzacchi in mezzo a 3, Borzacchi si gira, l'arbitro dice che c'è fallo. Calcio di punizione affidato a Grillo. Grillo, calcio di punizione, il tiro ed è il gol. C'è il vantaggio da parte del Kickoff, ha segnato Grillo, siamo 1-0. In avanti il The Wall, c'è un tiro da fuori aria e la respinta in calcio d'angolo di Dame. Ancora in avanti il The Wall con Marronaro, Marronaro salta la difesa, Marronaro, tiro al lato. Calcio d'angolo dalla sinistra, colpo di testa di Pellegrini, respinta del portiere, poi c'è una mischia in aria e la palla carambola fuori. Punizione dalla destra per il The Wall. La palla in mezzo, esce dall'aria, poi c'è un tiro e la palla in rete, colpo di tacco di Pellegrini. 1-1, ha pareggiato il The Wall con uno splendido colpo di tacco di Pellegrini. In avanti ancora il The Wall, palla sulla destra, in mezzo per Marronaro, tiro ed è gol, 2-1. In pochi minuti passa in vantaggio il The Wall che capovolge la situazione con Marronaro. In avanti il Kickoff. Palla fuori aria per Ciavattini che tira ed è il 2-2, gol di Ciavattini, portiere e difesa immobili. Lungo lancio da parte della difesa del The Wall, stop di petto e tiro al lato di Copparoni. Fischio dell'arbitro, triplice fischio che chiude la partita, qui 2-2 tra Kickoff e The Wall. The Wall che era riuscito a rimontare il vantaggio iniziale del Kickoff, il quale però ha trovato il pareggio del 2-2 a fine partita. 2-2 il risultato finale.